Buongiorno, sono Nelly Paiano, rappresentante regionale del nuovo movimento contro ogni violenza sulla donna. Siamo un movimento nato a gennaio, ma ci siamo sviluppati soprattutto durante questa quarantena per dare un sostegno concreto nelle nostre possibilità a tutte le donne che ci hanno chiesto aiuto. Siamo nate come gruppo Facebook e nel giro di un mese ha avuto più di 1000 adesioni. I nostri punti principali sono 4. Ci stiamo muovendo online per sostenere le donne nella espressione della propria creatività, quindi ci sono tanti gruppi di automutuo aiuto, di collaborazione con la creatività, letteratura, scrittura. Poi abbiamo la cura del sé a 360 gradi, quindi c'è una collaborazione che si è creata nazionale con psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, servizi sociali, educatori e persone che ci sostengono. Le persone che hanno bisogno possono contattarci online e li inseriamo in un gruppo che è fatto WhatsApp e si fanno gli incontri su Zoom oppure gli incontri individuali, dipende dal bisogno. Siamo donne di tutta Italia, anche donne all'estero, quindi il primo fronte, come detto prima, è la creatività, l'espressione della creatività, e il secondo è la cura del sé, il terzo fronte è il sostegno legale, che è molto importante, soprattutto in quelle situazioni dove vengono coinvolti i minori. È molto importante essere informati. È molto importante essere informati e saper come muoversi burocraticamente. Perciò abbiamo creato delle convenzioni per gli avvocati in tutta Italia. Addirittura alcuni dei nostri rappresentanti regionali sono anche degli avvocati. Un altro fronte è quello dei minori, che è molto importante, soprattutto perché durante la quarantena abbiamo visto il disagio gigantesco che si è creato nella figura della donna e nella figura del minore. Abbiamo dei gruppi di automutuo aiuto sui minori contesi e poi abbiamo deciso anche di trattare la violenza minorile. Quindi uno dei progetti che stiamo seguendo, sempre all'interno dei gruppi di automutuo aiuto, è la collaborazione con degli psicologi, degli educatori che danno delle risorse e del sostegno alle mamme che si trovano a casa, sempre questo online e ultimamente anche fisicamente. Ed è molto importante. Qua in Sardegna come obiettivo abbiamo quello di contrastare la violenza attraverso l'arte e la creatività. Il primo evento che abbiamo fatto, abbiamo scelto di farlo nella città di Nuoro, una delle città comunque più in fermento a livello culturale, e ci troviamo e da settembre inizieremo con la pubblicazione del nostro primo libro che abbiamo costruito con un'equipe di professionisti e si chiama Il libro delle testimonianze, dove abbiamo raccolto una serie di storie di donne che hanno subito violenza e le stiamo condividendo perché molte persone non sanno come vengono vissute queste storie, si sente solo magari la fine della violenza, una donna è stata uccisa ma non si sa come è iniziato la violenza. E in questo libro delle testimonianze vogliamo fare una campagna di prevenzione contro la violenza sulle donne e di consapevolizzazione. Poi che altro? Ci saranno diverse versioni di questo libro delle testimonianze che si potranno procurare sia online che si potranno, faremo diverse versioni del libro delle testimonianze che si potranno avere sia online che fisicamente negli eventi che faremo. Per la Sardegna che cosa presenterò? La prossima settimana ci sarà il Drum Circle e danza creativa a Cagliari nel Parco della Musica, quindi siete tutti invitati, manterremo le distanze e tutte le norme di sicurezza e poi ci sarà un mini tour in tutta la Sardegna, sempre fatto attraverso l'arte e la creatività, coinvolgendo le persone, perché la violenza, come ho detto prima, noi la contrastiamo con la bellezza e la creatività, che è uno dei modi migliori, e ovviamente la formazione e la consapevolezza. Per tutte le informazioni potete scrivere alla pagina, potete mettere un mi piace alla pagina Facebook che abbiamo, fra poco avremo anche il sito e niente, vi chiedo di collaborare e di iscrivervi ai nostri gruppi perché tante persone... allora, ok. Vi chiedo di iscrivervi ai nostri gruppi perché abbiamo notato che tante persone rimangono in silenzio per tutta una vita. Questa quarantena ci ha aiutato ad ascoltarci, a starci più vicine, soprattutto perché non avendo una persona vicino sono venute fuori di più queste problematiche e online è più semplice esternare i propri problemi che magari andare da uno psicologo, da uno psicoterapeuta. Parlare con una persona che ha subito una violenza sessuale in minore età
è diverso che confrontarsi con una persona che non l'ha subita. Quindi il nostro punto forte è quello che sia il direttivo che le integranti del nostro gruppo hanno una sensibilità particolare e quindi c'è questo ascolto, il venirsi incontro e aiutarsi, perché quando si subiscono delle violenze si diventa un po' disabili emotivamente, un po' disabili nella società, perché si perdono le risorse, si perde l'entusiasmo nel seguire i propri sogni, si perde anche la chiarezza di sapere quali tipi di obiettivi porsi nella vita, si perde la chiarezza e l'energia per poter costruire bene la propria persona e poter accogliere, poter scegliere bene il compagno o l'ambiente sociale in cui far crescere i propri figli. Quindi la violenza è, diciamo, un po' una piaga che abbiamo tutti, e se una donna subisce una violenza si crea una catena, il famosissimo butterfly effect. E questa catena, questo dolore che magari la donna si porta e non cura bene, lo trasmette anche ai figli nelle relazioni in cui ha. Io sono grata di far parte di questo, già alcuni dei progetti artistici che facevo è così, ma unite davvero stiamo facendo la differenza, e uniti insieme, perché è anche da considerare che la parte femminile viene appoggiata molto anche dalla parte maschile, e una buona parte dei progetti che abbiamo fatto l'abbiamo fatto anche in collaborazione con delle persone, con degli uomini che contribuiscono a rendere migliore la società, hanno a cuore questo progetto e si occupano di curare la donna e di comunque collaborare nella costruzione di una società migliore. Vi invito a guardare le nostre pagine, a iscrivervi ai gruppi Facebook, a guardare anche il gruppo Facebook nazionale, e a breve avremo anche il sito. Buona continuazione, e ricordiamoci ricordiamoci di contrastare la violenza con la bellezza.